amici bellini, si è fermato il Bologna, ma poi non poteva fare che fai, le vinci tutte poi fino alla fine. No, si è fermato dopo di noi. Ma noi dobbiamo parlare della conferenza di Conte e dobbiamo dirci tra di noi come l'avete visto Conte. L'avete visto sereno? L'avete visto rassegnato? L'avete visto un po' scarico? Cominciamo. Un attimo, perché devo aggiungere Carmine agli abbonati, un attimo solo. Nel frattempo diamo il benvenuto anche a Davide Precone e un ringraziamento generale non solo a quelli che lasciano i like, che si iscrivono. È un'annata importante comunque, di ritorno all'alta classifica, quindi molto molto bene. Partiamo da questo presupposto. Grazie anche a chi sta supportando sta un po' storto, poco meglio. E andiamo senza indugio alle parole di Conte, spostandoci con un ambrabam. Non è questa la faccia, io ormai lascio questa faccia qua. C'è una faccia dove lui sta così, penso di aver messo quella in copertina. E noto una conferenza sempre più brevi. Siamo arrivati tipo a 16 minuti scarsi di nulla, di pochissimo, insomma, non c'è, a parte il sapere magari che Spinazzola si allena. Questa è una notizia che abbiamo. Comunque, quali sono le insidie di queste ultime partite? Non le hanno chiamate finali, questo già è un passo in avanti. E Conte giustamente dice ci sono insidie in ogni partita, in ogni gara. Cambiano gli obiettivi, ci sono obiettivi diversi, qualcuno può lottare per la salvezza, qualcuno può, come abbiamo lottato contro quelle che avevano l'obiettivo scudetto, obiettivo Champions, le elenca tutte. Poi ci saranno anche partite di squadre che non hanno obiettivi di classifica, che però hanno l'obiettivo di togliersi uno sfizio contro il Napoli. Questo lo deve sapere Conte e penso che lo sappia. Poi arriva la domanda sui secondi tempi e sulla dichiarazione di Stellini sulla mentalità. Quindi se abbiamo un problema sui secondi tempi, Conte rivendica giustamente dal suo punto di vista, dice se avessimo un problema di secondi tempi allora con la Juve, con l'Inter, con l'Atalanta avremmo 0 punti. Io dico che le partite durano 90 minuti, che potevamo gestire meglio certe cose. Poi ovviamente entra in gioco l'avversario, arriva un po' la questione del braccino, che tu forse mentalmente, dice Conte, vai un po' più in difesa del risultato, non volendo, lui dice non volendo, quindi ci sta comunicando che non parte da lui l'idea di abbassarsi e difendere il gol fatto. Great timing with that. Ma Conte ribadisce che bisogna continuare il piano gara, se tu l'hai preparata in un certo modo devi continuare con quel piano gara, quindi continuare ad avere il possesso palla, continuare a cercare di fare dei gol, tenere il pallone, e questo ritorna al discorso che fece un po' di tempo fa, difendersi attaccando. 7 partite, il Napoli può fare 21 punti. Mamma mia. Conte la prende un po', insomma, non lo so se è sarcasmo o meno, ma insomma io volevo fare, quando ho cominciato volevo fare 38 vittorie, questo era il mio obiettivo iniziale. Poi gli chiedono quindi è deluso di non averle fatte, è deluso, già probabilmente è difficile, e qua un po' fare un campionato da imbattuto già è una cosa difficile, ma pensare di vincerle tutte non è una cosa possibile. Empoli arriverà col coltello tra i denti perché si deve salvare. Qua reintroduce un discorso che fanno in pochi nel calcio, che la seconda parte del campionato è spesso più difficile. Andiamo. Aspetta, ti dico io quando, perché non guardo, dai, non voglio guardare. Considera che la live è qualche minuto in ritardo a te che sei in tempo reale, cioè qualche secondo in ritardo. Va bene, quindi andiamo a minuto e 10? No, quindi mo chiudiamo. Vado? Dico io. Perché magari nella prima parte tutti se la giocano, ma nella seconda anche un punto significa tutto, anche per le squadre più piccole, che muove la classifica. E io aggiungo, come è vero questa storia per la seconda parte del campionato, è spesso vera per la seconda parte della partita. Ecco perché poi i secondi tempi molto spesso risultano giocati poco tempo effettivo, gioco spezzettato, perché oramai tu magari te la giochi nel primo tempo, dopodiché si bada al sodo e si gioca poco.
Dopodiché Ugolino, è più difficile la guerra dei nervi con la prima in classifica o gestire la sfortuna, insomma, per quanto riguarda anche gli indisponibili, eccetera, eccetera. Dice: la pressione, la guerra dei nervi deve essere anche bella, è una cosa che noi ci siamo guadagnati grazie a questo percorso, essere noi i diretti antagonisti, la diretta antagonista dell'Inter, per dare fastidio sempre. Una squadra che Conte ribadisce sono attrezzati per vincere tutto, che stanno facendo bene anche in Europa, ed è vero. E poi il sogno di lottare per lo scudetto, insomma, genera entusiasmo anche nell'ambiente tra i tifosi, ci spinge a fare di più, quindi la vede come una cosa ovviamente positiva. E per quanto riguarda la sfortuna, Conte ribadisce che prima eravamo stati bravi e fortunati, bravi sottolinea e fortunati a non avere tanti infortuni, poi sono arrivati e abbiamo gestito, e sottolinea anche con un certo orgoglio che queste sono le prime squalifiche, quella di Di Lorenzo e Anghissà, a parte la sua, e quindi vuol dire che è stato un campionato anche a livello disciplinare pulito, ed è vero, ma non è la prima volta, caro Conte, questa è una caratteristica della SSC Calcio Napoli, SSC, quindi calcio Napoli, sempre così, sempre la squadra con meno falli in Serie A, non lo so, sarà la pizza, non lo so che cos'è, ma è così. Poi ovviamente vuole lanciare un messaggio alla piazza, ai tifosi, il sold out, eccetera eccetera, la maglia sudata, e andiamo avanti perché fate ridere. Poi gli si chiede di Neres, Conte dice sì, giustamente prima dell'infortunio era un giocatore, lo è ancora, un giocatore importante, ovviamente stai fuori un mese e mezzo, serve una atleticizzazione del ragazzo. Poi dice un ragazzo serio, un ragazzo che dà il 100%, può creare cose dal nulla, la sua capacità nell'uno contro uno, ha fatto un po' fatica a Bologna ma si è applicato. Questo, ricordate, se non avete visto il video di ieri, guardatelo perché ci sono degli spunti in generale, ma si introduceva anche la possibilità di Raspadori dal primo minuto per utilizzare Neres più che altro come un'arma nel secondo tempo. Da queste parole di Conte, visto che lui ha visto l'applicazione e nell'analisi della partita abbiamo visto che Neres comunque ha fatto fase difensiva, poi ha sbagliato delle scelte nella fase finale, ma quando vede l'applicazione Conte è contento, quindi potrebbe non andare in punizione Neres sotto questo punto di vista, e quindi si potrebbe pensare, ma adesso vediamo la formazione. La situazione degli infortunati, Spinazzola ci dice che si è allenato da un paio di giorni, quindi può essere una soluzione se lui se la sente per entrare a partita in corso. Buongiorno, c'è l'infortunio, ma dice non dovrebbe essere una cosa troppo seria, poi una settimana, 2 settimane lo vedremo, ma abbiamo JJ che ha fatto un'ottima partita col Bologna, e poi dice io ho fiducia, sta rientrando in quella discorso, ve lo ricordate? Spalletti all'epoca dice io ho tutto quello di cui ho bisogno per affrontare queste partite, quindi fiducia in tutti quelli che ho, per esempio in Mazzocchi che avrà la possibilità di giocare dal primo minuto, danno tutto, so che sono ragazzi seri che danno tutto anche nell'errore, ma finché dai tutto con me va tutto bene. E per quanto riguarda McTominay dice no, lui sta bene, anzi speriamo che possa tornare anche al gol McTominay perché ci servono i suoi gol, la consapevolezza che insomma questa squadra segna pochissimo e se non si muovono anche i centrocampisti si fa fatica. Insomma, veramente poco, e ci spostiamo con un'analisi tattica 2. Io mi devo rispostare a sinistra stavolta, perché poi dice che uno si butta a sinistra, perché questo schermo è morto, e quindi dobbiamo riutilizzarne l'altro. Quindi io mi sposto così, guardo comunque il piano gara, sono proprio curiosissimo di vedere Marianucci all'epoca, no all'epoca, all'opera, perché all'epoca. E quindi riproponiamo Neres, ovviamente teniamo presente la possibilità di Raspadori, che trasformerebbe questa situazione in un 4-2-3-1, mi piace chiamarlo 4-2-3-1, con McTominay che può risultare un po' più largo, con Raspadori intorno a Lukaku, ma viste le parole di Conte, secondo me si può continuare a pensare a Neres. Ovviamente Olivera, Juan Jesus, Rachmani, Mazzocchi sarà la linea
difensiva senza dubbio. Di Meret non si è parlato, quindi avrà recuperato Gilmour al posto di Anghissà. Non gli sono state fatte domande di nessun tipo per quanto riguarda vuoi più la fisicità di un Philip Billing o preferisci la regia di un Gilmour. Nessuna domanda. Tu dici che ti fidi dei ragazzi, ma perché Ngong? Io lo so perché Ngong non entra, ma gliela volete fare la domanda? Perché Ngong, perché Okafor, perché magari non metti una doppia punta nei momenti? Proprio nulla. Quindi se poi a me sta pure bene che non gliele fate, ok? Ritenete che Conte sa il fatto suo e non gliele fate, però poi se siete gli stessi che avete questa possibilità di fare le domande e a fine partita dite però Conte avrebbe potuto, e là gliela devi fare la domanda. A quel punto gliela devi fare e ci devi dare soddisfazione. Invece no, si spara a zero a seconda del risultato che poi fuoriesce, senza stimolare il mister su certe possibilità e fargli venire anche un dubbietto. Dice ma ce lo metto il Lukaku Simeone insieme con uno dietro, potrebbe cambiare qualcosa. Invece stiamo parlando nelle partite dove tu vedi che hai perso un po' il controllo del campo. Quando il controllo ce l'hai e sbagli gol davanti alla porta, all'allenatore non gli puoi dire niente, ma quando non hai il controllo della palla, cambiare qualcosa potrebbe, e non è detto che sia solamente aggiungere una punta, anzi magari metti un centrocampo più folto, puoi riottenere il controllo del centrocampo. Ci sono molti modi di farlo. Però non gli arriva nessuna domanda di questo tipo, quindi noi ce la inventiamo. Buona domenica delle palme, ci rispostiamo, vi chiedo dei like finali se li avete. Io a questo punto, visto che la settimana è andata così, la simulazione ve la propongo domani, in modo tale che domani abbiamo il modo di ingannare un po' il tempo. Risulta sempre difficile poi la partita di lunedì, ma vediamo chi veramente è attaccato ancora a questo sogno di gloria, oppure se pure qualche tifoso ha mollato. A quel punto non ci possiamo fare niente. Io non l'ho visto molto col coltello tra i denti, con Conte battagliero che dice stiamo come i padri, devono sentire il fiato, perché non l'ho visto così da ultima spiaggia. Quindi se è valido il discorso che vi ho fatto ieri sul futuro di Conte, si fa quello che si fa in questo finale di stagione e l'anno prossimo si prova a migliorare. Potete vederla così, se la ritenete una cosa positiva. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Atalanta si è rimessa un pochino col fiatuccio sul collo, perché giustamente il Bologna, voglio proprio vedere il Bologna se si riprende con l'Inter, voglio proprio vedere. Fiorentina, tutta roba di fantacalcio, ci divertiremo.